Ecco, allora Matteo ci ha da fare una presentazione a lingua siciliana e una paragonata in cui un corso. Ti ringrazio Marina, au manco sappiamo che Carlini ha una parentia con i siciliani. Allora, un piccolo comparativo con di lingua siciliana con i lingue italo-romani come il sardo di Gadura o di Maddalena e il corso, benché non abbiamo mica entri dei particolari che così no abbiamo da passare a notti. Dunque, il siciliano è una lingua italo-romana come il corso e il sardo, di Gadura o di Maddalena perché il sardo centrale è un'altra affare. Dunque, ho rimarcato parecchi somiglianze con il Tanaccio di Sartè, come, come Idu, Semu, Chistu di no, Quisu. Bon, ci sono assai somiglianze con il corso sultano. E ho rimarcato di no, bon, posto che sono solo capace di paragonare in quella lingua bonifazinca, dunque ho rimarcato, bon, ben che la lingua è un'emica della stessa famiglia, perché il bonifazinco viene di Liguria, ho visto ti lo dico in bonifazino, a negazioni non, allora, schioggio, ho visto schioggio, e infine a Cata, bon, a Cata si ritrova di noi in Bastia in Ajaccio, di Uerbio Acate, di un dialetto normanno-picardo. Ritroviamo di noi una aga comunali, i due di, o de, una di mica esempi sottalotti, idi, semplicemente, eh, picciriti. E come in sardo, di no, come in sardo e anche in sartè, invece parlati di sartè. Ho rimarcato di no, bon, come l'avete inteso, o c'è, e c'è, l'hai fatta bene, Marina. Come sono tupaci alla trattoria che lo potremmo ritrovare in, in un regione di Castagniccia, mi pare, enfin, in Corsica Soprana e in Sardudino. Eh, Marina me l'ha fatta rimarcata, tanto che si trasforma in tanu, secondo in secondo, c'è un'assimilazione, ciò che chiamiamo in linguistica l'assimilazione progressiva. Dunque ci sono i ND ou ND che passa ai NN. Scrivano come li pronunciano, dunque c'è enfin, una particolarità, importanza, c'è mica scritto importanza, c'è scritto importanza con M direttamente, in fila e altrettanti esempi con la mica sotto all'occhio. E infine ci sono assai vocali a parti, O, ci sono assai vocali a parte come essere in italiano, dici esseri, per esempio. Dunque, ho provato adesso... Uccio e Udieu. Ah, beh, Uccio è un esistimica, mi pare, in siciliano. Udieu esisti bene. L'ho già visto ieri. Eh, Jorn, bon, c'è un solo. Udieu, e H. E Vogiu è un solo particolare che si assomiglia assai a, a, ai trecciati gambierini di... Dunque, yeah, mi pare che ha già fatto un poco il giro. Se hai qualcosa a aggiustare. E giusto per aggiustare due rimarche, allora si vede che usano c'è è pronunciato c'è, accedi, accedi, Sicilia, Sicilia. Dopo
c'è un impiego assai forte di I e U quando chi in corso non si fa mica. Domenica, dentro, allora, buonasera, pisci, morina, non so mica se è un'evoluzione latina, ma forti. Dopo si rimarca un rotachismo, posto che i L diventano R, l'altare altare, e infatti tutti i suoni in più diventano Q, piuttosto, e pa, P diventa P, pilamicitoi.